Poche notizie sui quotidiani locali di oggi, ma una è sicuramente una bomba. Parliamo del no di Zaia alle trivelle e partiamo dal Corriere del Veneto che apre così la prima pagina: Zaia alza il muro sulle trivellazioni, sempre contrario e lo sono ancora. Il no del presidente al governo, nuove estrazioni nel delta, non ci sono sufficienti garanzie. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 10 novembre 2022. La prima notizia del giorno riguarda le trivellazioni in Alto Adriatico e in particolare la posizione di assoluta contrarietà da parte del presidente della regione del Veneto, Luca Zaia. Una posizione che è una vera e propria notizia ed è dirompente, perché a proporre, anzi a decidere la possibilità di nuove trivellazioni in mare è il governo amico, il governo Meloni, il governo di cui naturalmente la Lega fa parte assieme a Fratelli d'Italia e Forza Italia, la stessa identica maggioranza che in Veneto sostiene la giunta Zaia. C'è subito la replica di Adolfo Urso, ministro dello sviluppo economico e peraltro eletto in Veneto alle ultime elezioni politiche, padovano di origine. Dice: sulle estrazioni ci sono contestazioni da alcuni territori, andremo avanti lo stesso, è una necessità del paese. Quindi scontro interno alla maggioranza di governo, scontro tra Fratelli d'Italia e Lega, almeno la parte zaiana della Lega, scontro tra Roma e il Veneto, dove però a governare appunto è la stessa maggioranza. Vediamo la notizia anche sul Gazzettino di oggi: il dossier Veneto, gas, Zaia boccia le trivelle nel delta, rischio subsidenza. In Polesine calo dei territori, si potenzi il rigassificatore piuttosto, dice Zaia. Il Gazzettino ricorda che il presidente del Veneto aveva detto no alle trivelle alla vigilia del referendum del 2016, quando al governo c'era Matteo Renzi, e dice no anche adesso: siamo contrari a nuove perforazioni, piuttosto siamo disponibili a potenziare l'attività del rigassificatore. Nel frattempo Zaia è a Roma per un vertice con Salvini su CAV, la società delle autostrade veneta, e ANAS, la quota di ANAS in particolare dentro a Veneto Strade, la società appunto regionale che si occupa della manutenzione delle strade di competenza regionale. Ma tornando alle trivelle, anche sui quotidiani del gruppo Gedi un'intera pagina dedicata al no di Zaia. Questo è il titolo: il Veneto e il governo, il presidente della regione si dice contrario, piuttosto potenziamo il rigassificatore, la mia è una posizione di coerenza, ho sostenuto il referendum del 2016. La presa di posizione dopo appunto l'incontro con il segretario Matteo Salvini, in cui oltre appunto alle autostrade, alle strade, hanno parlato Zaia e Salvini della terza corsia della 4, della pedemontana di CAV, ma anche appunto delle Olimpiadi e delle infrastrutture connesse. Anche sui quotidiani del gruppo Gedi c'è la replica sulle trivelle del ministro Urso: andremo avanti lo stesso, è una delle urgenze garantire continuità alle imprese energivore come vetrerie, ceramica, siderurgia, tenendo conto dell'ambiente. Si tratta di una urgenza, lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a radio, anch'io, parlando delle trivelle. In vista della manovra stiamo ascoltando tutti, ma le decisioni vanno assunte, il governo se ne prenderà la responsabilità. Queste le parole del ministro Urso. E questo per quanto riguarda le trivelle in mare. Per oggi questo capitolo è esaurito, ma naturalmente continueremo a seguire la vicenda che interessa in particolare il territorio del Polesine a rischio subsidenza. Proseguiamo intanto con la rassegna stampa, passiamo alla seconda notizia di oggi che riguarda
sempre la politica veneta e in particolare la questione del terzo mandato. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, troviamo la notizia, un altro retroscena firmato oggi da Albino Salmaso sui quotidiani del gruppo Gedi: terzo mandato, nuovo fronte, l'inedito asse tra i presidenti per sbarrare la strada a Fratelli d'Italia. In Veneto Donazzan spera nello stop al limite per gli assessori, quindi al limite del terzo mandato, e guarda alla poltrona principale di Palazzo Balbi, quindi si candida in qualche modo per il dopo Zaia alla guida della regione. Ma dal canto suo Zaia, assieme a Emiliano, presidente della regione Puglia, e De Luca, presidente della regione Campania, spingono il dossier sul tavolo di Piantedosi e Calderoli. E qual è il dossier? Il dossier è quello del terzo mandato anche per i presidenti di regione, non solo appunto per gli assessori, di cui si sta discutendo invece in Veneto. Prove tecniche di terzo mandato per gli assessori e i presidenti delle regioni, quindi una santa alleanza guidata da Emiliano, De Luca e Zaia, in rotta di collisione sull'autonomia differenziata, ma pronti a stringere un patto per non spalancare le porte delle regioni alla squadra di Giorgia Meloni. Scrive così Albino Salmaso sui quotidiani del gruppo Gedi. In Veneto la questione è delicatissima. 7 degli 8 assessori in carica escono definitivamente di scena nel 2025 e solo Francesco Calzavara, assessore al bilancio, ha le carte in regola per restare a Palazzo Balbi e puntare alla poltrona di presidente. Ne è consapevole Elena Donazzan, che alla 5ª legislatura sogna lo scettro di regina del Veneto dopo aver guidato l'istruzione e il lavoro sia con Galan che con Zaia, prima con la camicia di AN, poi di Forza Italia e ora con Fratelli d'Italia. Lei non apre bocca, ma spera nella proroga degli 8 fedelissimi del Doge della Lega, che può essere decisa in un baleno a Palazzo Ferrofini con la modifica della legge in vigore del 2012. Si tratta solo di concordare con Ciambetti tempi e modi. Qui quindi parliamo del limite dei 2 mandati per gli assessori regionali, anche se abbiamo visto ci sono in carica assessori da più di 3 mandati, addirittura 4 nel caso di Donazzan. Com'è possibile? Questo è possibile perché il limite dei 2 mandati per gli assessori è stato introdotto in un momento successivo, quando alcuni degli assessori avevano già accumulato diversi mandati. Lo scenario comunque è più complesso e sulla questione del terzo mandato sta svolgendo degli approfondimenti anche il governo. Il dossier infatti è sul tavolo dei ministri Piantedosi e Calderoli. Quest'ultimo vuole ripristinare l'elezione diretta delle province e cancellare la riforma del Rio, ma si parla anche di una possibile abolizione del limite dei 2 mandati, quindi di un'introduzione del terzo mandato anche per i presidenti di regione. E quindi scrive Albino Salmaso: se la proroga agli 8 assessori regionali del Veneto può essere decisa in autarchia dal Consiglio regionale a Venezia, il via libera al terzo mandato di Zaia, che poi in realtà sarebbe il quarto perché il primo non si conta, la norma è arrivata dopo, ebbene questo via libera deve arrivare da Roma. Il motivo: c'è da modificare l'articolo 2,1 lettera F della legge 165/2004, che fissa il vincolo della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato del presidente della giunta regionale eletto a suffragio universale diretto. Ci sarà mai una maggioranza in Parlamento per sbrogliare la matassa? E cosa ne pensa Fratelli d'Italia? Un consigliere regionale appunto del partito di Giorgia Meloni, sentito dal giornalista di quotidiani del gruppo Gedi, in procinto di diventare capogruppo, spegne ogni polemica, dice: la questione esiste solo sui giornali e non è mai stata formalizzata, no comment. Quindi su questa ipotesi del terzo mandato, appunto, come sempre va sottolineato che già oggi il Veneto è l'unica regione in Italia ad avere un presidente al terzo mandato, perché questo è il terzo mandato di Luca Zaia alla presidenza della regione, e questo perché il limite dei 2 mandati è stato introdotto in un secondo momento. Comunque, a quanto pare,
Zaia starebbe pensando a un quarto mandato addirittura. Vedremo questa vicenda come proseguirà. Nel frattempo, l'ultima notizia di oggi sul Gazzettino: le istituzioni e gli incarichi, troppo clamore, stop alla nomina di Crisanti. L'Università di Padova revoca la terna che doveva scegliere un nuovo docente, tra questi appunto c'era Crisanti. Saltano pure Fiori e Clementi, che aveva segnalato l'incompatibilità del senatore. La rettrice Mappelli parla di dubbi sollevati da un componente che compromettono la percezione dell'imparzialità, ma cerchiamo di capire un po' meglio cosa è successo, come nasce questa polemica. Scaderà giusto tra un mese il bando per la chiamata di 15 professori di prima fascia all'Università di Padova, ma a scegliere il nuovo docente di microbiologia e microbiologia clinica destinato al Dipartimento di Medicina Molecolare sarà una nuova commissione. La rettrice Daniela Mappelli infatti ha revocato il decreto con cui aveva nominato Andrea Crisanti, Massimo Clementi e Luigi Fiori. Via tutti e tre dunque a causa delle polemiche scatenate dal doppio ruolo rivestito dall'accademico senatore. Si parla di Andrea Crisanti, che quindi continua a far discutere. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.